Ci siamo ritornati su Televideo Agrigento per riprendere questo percorso, la nuova edizione di Target 2017-2018, per dirla un po' così in dialetto siciliano, a tardanza non è mancanza, nel senso che molti, come avevamo detto, ci aspettavano per il primo mercoledì di ottobre, invece siamo al secondo, ma comunque siamo già pronti per partire. La formula la conoscete, è quella che ormai da un decennio caratterizza questa trasmissione, la presenza in studio di tante belle realtà provinciali e non solo, su vari campi, per dar voce, per amplificare o delle singole iniziative, delle associazioni dal punto di vista sindacale, culturale, sportivo, un po' anche politico, insomma per far sì che grazie al mezzo televisivo, e nel caso particolare di Televideo Agrigento, queste dolci, belle, grandi realtà possono avere la giusta eco e farsi conoscere nel bacino d'utenza della nostra emittente, che vi ricordo è sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria, e poi in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, che naturalmente copre tutto il mondo. Ci sono gli orari già stabiliti, il mercoledì proprio in prima serata, e poi gli altri giorni per quanto riguarda le repliche, per coprire un po', insomma, tutte le fasce orarie, il giovedì pomeriggio, il venerdì notte, il sabato mattino, la domenica a mezzogiorno, insomma ci siamo proprio sempre presenti. E poi c'è anche la finestra dedicata sul sito, dove la puntata viene caricata e che potete vedere e rivedere quanto credete opportuno. Quest'anno abbiamo anche una mail dedicata a Target, oltre naturalmente alle mail ufficiali di TVA, ne abbiamo una in particolare per Target, che è target.tva@gmail.com, che vedete anche sul vostro teleschermo, dove potete segnalare delle situazioni, degli avvenimenti, delle associazioni, insomma qualcosa che voi credete che possa essere presente qui in trasmissione. Noi vi ringraziamo di quello che è il vostro affetto, abbiamo un po' anche in quest'estate riproposto delle puntate dell'edizione precedente, anche in replica hanno avuto un buon ascolto, e questo naturalmente ci fa piacere. Grazie ancora una volta agli editori, al direttore, ai colleghi di TVA che credono in questa trasmissione e in me, insomma, per cercare di portarla avanti. E dopo questa introduzione d'obbligo passo subito allora a presentarvi gli ospiti della prima puntata odierna. Come vedete già dalla panoramica, insomma, il nostro salottino è abbastanza gremito, avremmo spazio per tutti, per affrontare gli argomenti che abbiamo preparato. Iniziamo dalla mia sinistra, un gradito ritorno, lui è Manlio Cardella, è il segretario regionale di Confael. Accanto un altro segretario regionale della OSB, lui si chiama Aldo Mucci, grazie della presenza. Parleremo anche di FAI, del Fondo Ambiente Italia, che quest'anno inizia subito la propria attività con le giornate d'autunno. Maria Ala, della delegazione di Agrigento del FAI. Ancora una sindacalista, parleremo del preoccupante problema che sembra riproporsi in maniera ciclica dei precari del comune, principalmente Porto Empedocle e Favara, insomma, ma anche la situazione dei precari in generale. Segretario generale della CISL FP, Agrigento, Caltanissetta e Enna, Floriana Russo Introito. Dicevamo, la politica è presente all'amministrazione, ma in questo caso più che parlare di politica parleremo di una bella iniziativa che coinvolgerà insomma, chi vuole essere presente in questa iniziativa. Io non rischio, parleremo di buona pratica di protezione civile. Lei è Gabriella Battaglia, assessore al comune di Agrigento. Lo sport è anche con noi una bella realtà che ha una A maiuscola, nel senso che militano in Serie A. È uno sport bello, avvincente. Parleremo con l'allenatore Lillo Gelo di Pallamano Girgenti. Buonasera. E con lui sono due giocatrici, la prima è Federica Mitidieri. Buonasera.
e poi Cristina Gelo. Buonasera. E anche la nostra ospite musicale, questa volta è Floriana Pullara. Buonasera. Allora Lillo, insomma, è una squadra in Serie A, voglio iniziare subito con voi, ma prima era giusto, me lo ricordava anche Maglio, ricordare purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, di nuovo queste morti di lavoratori che vanno lì per guadagnarsi da vivere e invece poi trovano la morte, la tragedia che qualche giorno fa ha colpito 2 operai, uno di Favara e uno di Naro nella diga Furore. Ci associamo naturalmente al dolore delle famiglie. Agrigento e Naro hanno proclamato anche il lutto cittadino, delle cose per le quali noi non vorremmo parlarle, e intanto gli infortuni sul lavoro forse sono tra le prime cause, insomma, credo che siano 4 al giorno come media. Il problema degli infortuni sul lavoro, poi la fatalità qualche giorno prima, qualche giorno prima c'era stato un appello del Presidente della Repubblica a proposito dell'incidenza, della grave incidenza che ancora ha il fenomeno infortunistico e soprattutto nei settori maggiormente produttivi, l'industria, l'edilizia, l'agricoltura, fanno registrare ancora questi fenomeni che causano dolore a tantissime famiglie. Il problema lì non è di facile soluzione, ma credo che non bisogna stare a girarci molto attorno sulle responsabilità. Vi sono 2 ordini di problemi molto rapidissimi, li abbiamo posti chiedendo un incontro al prefetto, un tavolo tecnico, perché riteniamo che vi siano 2 questioni. Una attiene alla funzionalità dei servizi istituzionalmente preposti alla prevenzione sul territorio, e questi sono in capo all'ASP, allo SPRESAL, che è il settore ambiente e prevenzione infortuni dell'azienda sanitaria provinciale, e poi anche la direzione territoriale del lavoro con il NIL, il nucleo dei carabinieri. Mucci, a volte ci sono anche un po' forse delle superficialità sul posto di lavoro, non perché poi magari si vuole essere superficiale, ma per dire, non lo so, una troppa sicurezza, non succederà a me, non mi capiterà. E invece poi, insomma... Sì, certo, però c'è da aggiungere una cosa importante. Io credo che oggi, con l'avvento del Job Act, con l'avvento anche della rimodulazione dell'articolo 18, io credo che il lavoratore oggi ha paura. Oggi il lavoratore va a lavorare con la paura di essere licenziato. Io sono convinto che il lavoratore andrebbe a lavorare anche su un mezzo di 3 ruote anziché di 4. L'importante è portare il pane a casa e avere il lavoro. E dire che questa è la precarietà di oggi. La normativa, insomma, la legislazione a volte è anche un po' rigida, cioè ci sono dei parametri da rispettare che purtroppo forse non si rispettano. Il decreto legislativo 81 è molto, diciamo, dettagliato sull'argomento, ovviamente, però soprattutto nella pubblica amministrazione, che è il comparto che seguo, ovviamente non c'è particolare attenzione, ma soprattutto non ci sono le economie perché si possa spendere in prevenzione, e questa è la cosa più sbagliata che ci possa essere. Noi utilizziamo giornalmente comunicati stampa, facciamo dei comunicati e anche comunicati direttamente alle amministrazioni perché ciò non succeda. L'importante è individuare le priorità quando non ci sono economie. A me è successo qualche mese fa che un lavoratore mi chiama e mi dice: Floriana, vedi che io sto entrando in una vasca dove ci sono dei cadaveri di animali, ci sono degli escrementi, quindi stiamo attenti, non ho però i mezzi per poterlo fare, però dall'altro lato mi dicono che devo farlo obbligatoriamente, e ovviamente va fatto. Io dico sempre che intanto il lavoro va fatto, però poi si denunciano i casi in cui questo non deve avvenire. È successo e può succedere pure che poi una malattia silente, facendo sempre i dovuti scongiuri, come l'epatite C, non la vediamo nel momento in cui si manifesta, la vedremo dopo 5, 10, 20 anni, alla fine non sapremo mai come possibilmente l'abbiamo presa. Infortunio, malattie e prevenzione. Speriamo, insomma, che non si debba più parlare ancora una volta di queste morti. Ripeto, anche il TVA si unisce al dolore delle 2 famiglie e quello che le 2 cittadine in questo momento stanno soffrendo. Ritorniamo allora, come dicevo prima, a questo sport. Certo, ha un significato importante quando una squadra dice milito nel campionato di Serie A. Un bell'orgoglio, Lillo Gelo. Sicuramente
noi partecipiamo a un campionato di A2 e questo diciamo che per noi è veramente un grandissimo risultato, perché nella nostra città abbiamo avuto sempre delle grosse difficoltà dal punto di vista dell'impiantistica, che ora abbiamo risolto, diciamo, giocando allo Sport Village, e che spero riusciremo come dire, in futuro con il palazzetto che stanno facendo nel Piazza Logo La Malfa, di avere una struttura anche da Agrigento. Vi appoggiate comunque a una struttura privata? Sì, siamo una struttura privata che ci ospita, e questo è già una cosa, diciamo, riuscire a giocare a Agrigento per noi è già una grossa conquista. Parlando di A2, che vuol dire? In tutta Italia? No, questo è un primo passaggio. Quest'anno la 2 è solamente regionale. Però quest'anno ci sarà una grande battaglia in cui siamo 8 squadre siciliane, in cui 4 retrocedono in Serie B e 4 rimangono in A2. Mono A2 in cui ci saranno 4 squadre siciliane e poi tutte le altre, Campane, Pugliesi, Abruzzo, Lazio, quindi andremo a giocare fino a Città Sant'Angelo, fino a Roma, e quindi il prossimo anno, se noi riusciamo nell'impresa di rimanere in A2, che è il nostro obiettivo, avremo un campionato a 14 squadre veramente, che posso dire veramente oneroso e di grande orgoglio. Insomma, voi avete avuto la fortuna di appoggiarvi a una struttura privata, e questo, diciamo, che si è andata a Siracusa, c'è chi sta peggio di voi. Noi abbiamo sofferto per 30 anni questa storia, quindi non è, l'Agras sta soffrendo ora, e io spero che l'Agras riesca a risolvere il più presto tutti i problemi. Noi 30 anni aspettiamo questa famosa struttura di Piazza Logo La Malfa che non riusciamo a avere, però l'orgoglio è che tutti i ragazzi ad oggi sono tutti ragazzi di Agrigento, che l'anno scorso dalla B sono andati in A2, e se riusciamo in questa impresa di arrivare nelle prime 4 posizioni, di fare questa 2 nazionale a 3 gironi in tutta Italia con soli giocatori agrigentini, veramente questo è un grande onore per la nostra società. Ci sono 2 giocatrici, ce le vuoi presentare tu? Che ruolo hanno all'interno della vostra... Federica Mitidieri, noi abbiamo anche dall'anno scorso un settore femminile, fa il pivot, e poi invece abbiamo Cristina Gelo, che in pratica si interessa dell'attività promozionale dei bambini che vanno ai 5 e ai 10 anni. E diciamo parlare subito con lei allora, per vedere se e come riesce a coinvolgere Cristina questi bambini, perché generalmente magari uno non lo so, il maschietto vuole giocare a calcio e la femminuccia vuole fare danza, invece voi riuscite a farle giocare a pallamano. No, abbiamo avuto un buon riscontro anche quest'anno, partendo dalle scuole del Seneto, la mattina svolgendo l'attività mauritana il martedì e il venerdì pomeriggio. Sono molto esuberanti, quindi noi facciamo, tra l'altro svolgiamo vari percorsi anche di attività motoria di base per sviluppare appunto le capacità sia coordinative che condizionali specifiche, per sviluppare e consolidare sempre di più queste... Diciamo lo sport in generale come benessere fisico, e poi nel particolare... Sì, i fondamentali di pallamano, sono molto recettivi i bambini, si divertono tanto, anzi... Ma bisogna avere delle qualità particolari per giocare a pallamano? Soprattutto oppure si affina con la tecnica? Diciamo che ci vogliono sempre anni di esperienza e di allenamento, però velocità, resistenza e forza, soprattutto la velocità nel salto e nella corsa, sono abbastanza richiesti come fondamentali. Federica, le ragazze giocano a pallamano, non vogliono fare la danza? No, alcune ragazze pensano che la pallamano sia adatta anche per noi, sì, esatto. È difficile comunque, perché essendo che la pallavolo e la danza sono le più richieste, però ci sono... nel settore femminile sono, diciamo, queste due, diciamo, quelle che primeggiano. Sì, sì. Però alcune ragazze come me apprezzano anche un altro tipo di sport che solitamente è maschile, diciamo così, praticato dai ragazzi. Il pubblico vi segue dal punto di vista familiare, oppure in realtà ci sono proprio degli appassionati di questo sport? Ci sono degli appassionati di pallamano che si interessano per adesso comunque del settore maschile, perché è quello che va più avanti, però da quando siamo nati noi l'anno scorso come squadra abbiamo fatto un under 18, quindi soltanto un campionato, alcuni sono venuti a vedere. Il vostro percorso è anche regionale come squadra femminile? Il nostro è regionale, sono 4 squadre. L'anno scorso abbiamo giocato con 4 squadre, sì. Bene, mi piacerebbe venire a vedere a giocare qualche volta a Lillo. Quando possiamo
Parlo sempre delle ragazze. No, le ragazze ora a novembre incominceranno l'attività del campionato Under 19 e da quest'anno abbiamo raddoppiato, oltre al campionato Under 19 faremo anche l'attività Under 15, quindi noi prevalentemente giochiamo la domenica mattina e poi sarà il nostro interesse informarti e venire a vedere le ragazze che giocano a pallamano, che veramente è una cosa che molte volte uno non è abituato a vedere, però vi devo dire che è veramente sempre un bellissimo spettacolo. Parlare di sport, Mario, dicevano anche difficoltà per quanto riguarda le strutture dove andare ad esercitare, dicevamo dell'Acragas che si trova senza campo, però insomma dobbiamo andare avanti. Il tuo ruolo con lo sport? Ma il tuo approccio? Dico, sì, pensare al calcio da ragazzi è passato molto tempo, però allora ci si divertiva con poco, cioè, voglio dire, negli anni 70-80 chi è agrigendino ricorda la GIL, no? La GIL era, uno ritornava, manco ritornavi a casa, lasciavi i libri di scuola e andavi alla GIL a giocare e si saliva, allora c'erano le contrade, le vie, la via Imera che faceva il campionato con la via Manzoni e quant'altro, o la via Bac-Bac, però sono cambiati i tempi, ma la verità è che oggi lo sport ha un ruolo molto importante, soprattutto se vogliamo sia dal punto di vista educativo che salutistico, se vogliamo. Quindi il compito delle amministrazioni, il compito dell'ente pubblico, di chi governa le strutture, è anche quello di intanto migliorare l'esistente, ma certo, creare altre strutture che possano consentire in una città stellare come la nostra. Non dimentichiamo che Agrigento va da Giardina Gallotti a Zingarello e quindi c'è una popolazione diffusa sul territorio, vi sono tanti bambini, tanti ragazzi, tanti giovani che vorrebbero avere a disposizione un campetto o di calcio, o di pallacanestro, o di pallavolo, cioè una struttura sportiva. Il vero problema è che oggi si va per priorità, perché questa crisi che vivono i comuni sotto il profilo economico, non c'è un comune che rasenta una crisi grave di bilancio, ma questo aspetto non può penalizzare in ogni caso né alcuni aspetti, né alcune questioni fondamentali come il lavoro, né altre che fondamentali non sono ma parallele come quelle ad esempio in questo caso. L'uso dello stadio per esempio è un servizio a domanda individuale che deve essere coperto dal 36 al 50% delle spese, quindi cioè, diciamo, invece c'è un aggravio. Però parliamoci chiaro, il problema in questo caso è secondo me non si è trovata una formula sinergica ideale che metta insieme gli interessi del privato, mi riferisco a piccole e medie industrie, con gli interessi del pubblico che chiama il privato a creare una sinergia tale da offrire anche una struttura, diciamo, a un costo relativamente basso. Credo che sia un problema legato anche alla capacità di fungere da collante tra questi interessi. Credo che si sconti un certo ritardo solo sotto un duplice aspetto. Agrigento in fondo è l'ultima pro capite in Italia sotto tutti i punti di vista, ma Agrigento è un palcoscenico importante sotto il profilo di chi vuol farsi anche pubblicità, cioè un'azienda che investe ad Agrigento investe nella città della Valle dei Templi, che è conosciuta in tutto il mondo. La presenza di Google ad Agrigento non è un caso. Dovrebbe invogliare anche. E allora dico, perché non invogliare questi grandi network anche ad investire per esempio nello sport ed intestarsi un pezzi di strutture sportive che possano poi comunque andare a beneficio anche della pubblicità verso questi enti? Credo che la politica dovrebbe anche cominciare ad allargare il raggio di azione e andare un po' più oltre quello che è la città di Agrigento. Ma in parte è già stato fatto. Sì, cosa diceva l'assessore? In parte è già stato fatto, perché se pensiamo a tutti gli impianti sportivi che grazie proprio a una combinazione tra pubblico e privato sono già in opera, come per esempio la piscina comunale, come per esempio i campetti di Villa Seta e l'ultimo il campetto di Villaggio Peruzzo che è stato inaugurato proprio domenica scorsa, voglio dire, già c'è questo percorso è è già stato avviato. Certo non è facile,
Ci sono delle strutture magari che sono più complesse, per cui è più complicato magari trovare... Poi ci sono anche degli standard da rispettare, come il caso del Seneto. Quindi... verrà a breve, avremo di nuovo fruibile pure il palazzetto dello sport, per cui l'altro lo stanno... Da quanti anni era bloccato quella quando è nato? C'era quindi, solo il tetto e basta. C'era solo quella mega copertura. Prima c'erano le tribune solamente. Poi 5 anni fa hanno speso non so quanto per fare il tetto e poi si è rifermato di nuovo. Però mi pare che attualmente i lavori sono in corso, sono in atto, quindi voglio dire... Ci fa piacere allora che questo iter è iniziato. Bene, ritorniamo al discorso del sindacato. Dicevamo prima proprio di andare in onda nel disporre anche i posti dei nostri ospiti. Ho voluto mettere accanto Cardella e Mucci perché c'è un patto, c'è un'alleanza, c'è un percorso... c'è una visione... Sì, credo che sia un fatto oramai naturale la necessità di rimettere proprio al centro due temi fondamentali, il lavoro e i lavoratori. Si sono persi di vista due parametri importanti dove la politica si tiene prudentemente lontano perché oggi fa difetto alla politica un problema di competenze. Appena tu metti di fronte a un politico, lo metti di fronte al tema del lavoro, immediatamente perde di vista quali sono le direttrici di marcia da seguire, ma non gliene si può fare un torto perché l'idea di lavoro è un'idea di conoscenze, è anche un'idea abbastanza approfondita su come si crea, pubblico o privato che sia. Se a questo aggiungiamo un elevato tasso di precariato e la disoccupazione fuori controllo, crediamo che la necessità di trovare delle sinergie sia soprattutto dettata dal fatto che il sindacato deve tornare ad essere una spina nel fianco nei confronti sia delle imprese, sia dell'associazionismo di impresa, che della politica che governa gli enti locali, le province, le regioni e perché no anche il governo nazionale. Come sigla l'USB vuol dire Unione Sindacale di Base? Unione Sindacale di Base. Siete un po' insomma quelli che siete più irrequieti. Sì, quello che abbiamo fatto un po', come dire, la storia dei tassisti romani, la storia del... È un sindacato di base che si occupa di lavoratori all'interno del quale non ci sono dirigenti generali che gestiscono il sindacato, ma c'è un dialogo continuo e costante con i lavoratori che fanno parte di questo sindacato. Ecco, questo è in pochissime parole il nostro far sindacato. Maglio diceva ritorno all'attenzione principale del lavoratore. Sì, è necessario tornare al lavoratore, perché oggi il lavoratore lo equiparo alla criticità che attualmente c'è in tutta la nostra regione, per non parlare poi dell'Italia. Dicevo poco fa che il lavoratore ha paura, ma è vero. Oggi il sindacato non garantisce più il lavoratore. Oggi il lavoratore si sente scoperto, oggi il lavoratore ha bisogno di tutela. Ancora è una mea culpa o un'accusa, Mucci? No, mia colpa non credo, io faccio sindacato da una vita e quindi non credo. No, però c'è bisogno, sì, c'è bisogno di avere, come dire, oserei dire, ripensare un attimo al sindacato. Al modello. Al modello. Intendo questo, al modello sindacale. Bisogna ripensarlo necessariamente. Uno stop and go. Si è aperta una critica. Si è aperta una critica nel paese, cioè una critica costruttiva, non è polemica. Cioè no, assolutamente. Oggi si sta modificando un quadro, no? E allora ritornare a ripensare il modello della concertazione, il modello della contrattazione collettiva, lo stesso modello della maggiore rappresentatività. Oggi non c'è migliore rappresentatività di quella che invece viene dal basso. Un lavoratore in un luogo di lavoro ti dà il consenso e tu sei rappresentativo per questo, non lo sei per legge. Ecco, questo è ciò di cui necessita il Paese, ma senza posti di lavoro non vi può essere nessun modello da applicare. Parleremo anche di sindacato poi anche con Floriana, dicevo,
principalmente su questo problema che i lavoratori precari stanno vivendo. Ci discostiamo un po' per parlare di cose belle, di belle iniziative. Eravamo abituati a sentire, a parlare e a vedere sempre le giornate di primavera del FAI che adesso si anticipano in autunno o si aggiungono in autunno, Mariala? Si aggiungono, è la giornata FAI d'autunno, un'altra giornata all'insegna della bellezza. Evidentemente c'è molta richiesta allora, no? Sì, c'è voglia, c'è fame appunto di arte, di bellezza, di cultura in genere. È una festa a livello nazionale del FAI dove sono coinvolti 3.500 volontari, saranno aperti 600 luoghi e 180 percorsi tematici e Agrigento con la delegazione FAI apre parte del centro storico, del nostro meraviglioso e straordinario centro storico, in particolare la zona della cattedrale. Senza la cattedrale però, purtroppo. Purtroppo senza la cattedrale, però è possibile visitare un ipogeo, l'ipogeo del Vescovado, 90 km di ipogeo, accompagnati dagli speleologi dell'Associazione Agrigento Sotterranea, ed è una chicca, una novità questa. E apriamo anche altri luoghi di solito chiusi al pubblico. Bellissimo il collegio di Sant'Agostino e Tommaso, in particolare l'aula teologica e anche la cappella con i dipinti del Settecento e anche un affresco dell'Immacolata Concezione con l'angelo nero. Mi vedo un bel cos'è? Un rosario pubblicitario lì. Sì, c'è anche un numero. Perché il FAI ovviamente deve essere sostenuto, è una fondazione privata che nasce nel 1975 e raccoglie fondi per salvare dei beni abbandonati, per recuperarli e aprirli al pubblico, così come è successo per il Giardino della Colimbetra. Il percorso che voi proponete giorno 15, appunto dicevamo, è il centro storico, si farà come le giornate di primavera, nel senso che ci sono i ciceroni che ti spiegano, ti accompagnano nel percorso? Allora, questa giornata è organizzata in questo modo: alle 9:30 si ha appuntamento davanti al seminario, dopodiché si vanno a visitare tanti luoghi come il Museo Diocesano e anche la Biblioteca Lucchesiana. Le visite saranno condotte dagli straordinari ragazzi di Ecclesia Viva che già si prendono cura del Museo Diocesano, dagli speleologi di Agrigento Sotterranea per l'ipogeo, da noi delegati che ci mettiamo a disposizione proprio per condurre le visite all'interno di questi luoghi straordinari, e ci aiutano anche alcuni ragazzi della scuola. Basta venire lì o bisogna prenotarsi? Basta venire lì all'appuntamento alle 9:30. Noi saremo lì ad accogliere, spero, i tanti visitatori che se possono, insomma, aiuteranno anche il FAI con un piccolissimo contributo. Infatti il numero che dicevamo è il famoso numero che componendo l'SMS solidale 45517, perché questa giornata FAI d'autunno si inserisce nella campagna di raccolta fondi Ricordiamoci di salvare l'Italia, che è attiva fino al 31 ottobre ed è importantissima per una fondazione avere l'aiuto di tutti per aprire dei luoghi per tutti alla fine. Dei luoghi che vorremmo tutti fossero fruiti sempre. Dicevamo, il discorso della cattedrale non fa parte del vostro percorso, ma credo che in maniera laterale si può sempre risollevare questo grande problema. È importantissimo puntare sempre riflettori sulla nostra cattedrale, quindi manifestazioni, eventi come questi non fanno altro che suscitare curiosità, ma anche conoscenza, e legato alla conoscenza c'è anche il senso di tutela, di salvaguardia, proprio un senso civico che deve accompagnare tutti noi alla fine.
un bel appuntamento per giorno 15, ritorneremo ancora magari per scoprire qualche altro particolare di questi luoghi meravigliosi che il FAI propone nella giornata FAI d'autunno. E prima di continuare volevo ritornare un po' alla pallamano, perché dicevamo questo spirito di squadra che sta alla base di tutto, e questa voglia di far bene nonostante la marginalità. Ma quando qualcuno dei vostri avversari arriva ad Agrigento impreca un po', insomma, per arrivarci? No, raccogliete queste... No, diciamo sicuramente quando nel 2009 abbiamo fatto la 1, che in pratica la trasferta più vicina era a Noci in Puglia, e quindi c'erano 6 squadre del Trentino Alto Adige che poi dovevano venire qua ogni volta, l'aereo fino a Catania, la strada che c'era, non è che erano contentissimi. Anche quell'anno siamo riusciti a fare le finali nazionali Under 18 ad Agrigento. Non è che facevano i salti di gioia per arrivare fino a qua, sicuramente, perché poi uno viene a giocare e non ha il tempo di andare a vedere templi, perché si gioca con ritmi serrati. Perché non fate un po' i turisti, Lillo? Posso arrivare mezza giornata prima, andarsene mezza giornata dopo? Però le squadre avversarie vengono qua, hanno un costo, l'aereo, l'albergo e tutto questo, quindi si è concentrati sul giocare e basta, quindi non c'è tempo. Anche molte volte andavamo a giocare a Bressanone o a Bolzano, non c'era il tempo di andare, tu arrivi la sera prima o la mattina stesso, ti vai a riposare un po', mangi, pomeriggio riposo, la sera partita, l'indomani mattina alle 7 si riparte. Quindi per questo campionato mi dicevi che avete l'aspirazione di rimanere in A2, ma per un fattore economico o perché insomma la squadra è tarata? No, perché secondo me è una squadra che è un gruppo di ragazzi che veramente hanno la qualità per poter fare questo. Noi sabato... C'è qualche eccellenza? Senza no, diciamo che è un ottimo gruppo fatto di ragazzi giovanissimi, il più grande, diciamo, eccetto 2, diciamo, io le chiamo le chiocce, che sono Fabrizio Randisi e Michele Di Gloria, che hanno, diciamo, sono datati, più di 40 anni, ma ecco. Chi gioca veramente sono i ragazzi di 17 anni, di 16 anni, di 18 anni. Loro, diciamo, li accompagnano nella crescita di questi ragazzi, ma è una questione di orgoglio e secondo me di capacità che questo gruppo può fare bene. Sabato abbiamo vinto a Enna con la mancanza di due titolari, diciamo, dei 2 ragazzi più esperti, che sono Vincenzo Pace e Francesco Cirase, che mancavano, ma i ragazzi veramente hanno fatto una grande prestazione di orgoglio e siamo riusciti a vincere in un campo che è difficile per chiunque vincere. Cristina, come fai a convincere i ragazzi e le ragazze, insomma, a venire a giocare a pallamano? Io dico sempre che bisogna provare prima di indirizzarsi verso uno sport specifico, quindi l'invito a venire a provare, a fare qualche passaggio, qualche lancio e provare insieme questo specifico sport. Devo dire che abbiamo magari trovato... poi uno se ne può anche innamorare, no? Sì, diciamo che è una passione che poi si coltiva. Federica, come e perché hai iniziato tu la pallamano? Allora, mia sorella ha fatto pallamano per 4 anni, quindi l'anno scorso abbiamo detto che abbiamo iniziato abbiamo aperto, diciamo, questa nuova squadra, no? Femminile, e quindi ha detto vieni a provare così, e poi mi sono innamorata completamente di questo sport. È uno sport che dà belle soddisfazioni, l'abbiamo visto in serie A2, ma come viene visto dai tuoi amici della scuola, degli altri? Lillo, come... Ma viene visto abbastanza bene. Noi con questi progetti che noi essendo... No, anche perché interessa di più, anche come diceva prima Cristina, coinvolgere le scuole nel senso generale dello sport e poi in particolare della specialità. Noi facciamo dei progetti sia nelle scuole elementari che nelle scuole medie, in cui durante l'orario intracurriculare noi andiamo lì gratuitamente, senza che nessuno ci paghi niente, ma serve a noi per farci conoscere e fare conoscere questo sport. Noi andiamo al mattino e facciamo fare attività motoria tramite questa palla, la pallamano, 2 porte, ma la base è l'attività motoria di base, che noi sappiamo che i bambini di 5 anni, 6 anni hanno bisogno tantissimo. Noi c'è chi usa il pallone da basket, c'è chi usa il pallone da pallavolo, noi usiamo il pallone
diciamo, da pallamano. Questa è la cosa che facciamo. Io ora in questo periodo ho iniziato a lavorare con le scuole medie, quindi al mattino vado nelle scuole medie in cui faccio conoscere questo sport. A metà novembre facciamo un torneo allo Sport Village in cui partecipano, per ogni scuola partecipano 84 ragazzi partecipano a questa manifestazione. Per 4 squadre sono 360 ragazzi che portiamo allo Sport Village a fare questa manifestazione in cui facciamo 3 campi di pallamano dentro lo Sport Village perché è grande e li facciamo giocare dalla mattina alle 8:30 fino all'1:30. Bene. Questo è quello, diciamo, come promozione. Noi non siamo il calcio che si vede si promuove da ogni solo. giorno, si muove da solo. Noi i ragazzi dobbiamo farglielo conoscere, ma nel momento che lo conoscono, la bellezza di questo sport che poi piace. E c'è più soddisfazione allora, bisogna conoscere. Bene, l'abbiamo presentata come la prima ospite musicale della prima puntata di Target, Floriana Pullara. Lei frequenta l'Accademia di Arte e Musica e Spettacolo Sirius di Favara, diretta da Rita Costa con l'insegnante Denise Lombardo. Allora, Floriana, quanto tempo hai iniziato, insomma? Io ho iniziato 7 anni fa praticamente nella scuola Sirius di Rita Costa, dove insegna Denise Lombardo, e ho fatto diversi provini, diverse manifestazioni. Bisogna avere sempre, diciamo, una dote naturale, sì, per iniziare, no? Poi si affina con la tecnica, con la scuola, con l'accademia. Certamente. L'anno scorso ho avuto la possibilità di fare anche il provino per Aria Sanremo. È stata un'esperienza. Aria Sanremo è tipo il Sanremo Giovani, no? Cioè, sì, i primi passi, ecco, per questo grande palcoscenico. Sì, è stata un'esperienza veramente fantastica, anche perché ho conosciuto diversi artisti di fama, e quindi è stata veramente un'esperienza bellissima. Abbiamo fatto un master con una vocal coach, e quindi è stato molto veramente interessante. C'è qualche cantante che ti piace particolarmente, alla quale tu magari ti ispiri, o vuoi essere te stessa, insomma? Preferisco essere me stessa, poi... Dicevamo questa esperienza ad Aria Sanremo nel 2016, dove hai portato anche un inedito, no? Era obbligatorio farlo, non dovevate fare delle cover, no? No, si doveva portare praticamente l'inedito, e quindi ho presentato... Chi ha lavorato in questa tua canzone? Corrado Sillitti, un compositore di Caltanissetta. Ce lo vuoi proporre? Sì. Bene, allora al centro del nostro studio Floriana Pullara, e grazie sempre a Rita Costa per la collaborazione con Target e a Denise Lombardo. A voi Floriana Pullara. Passi la notte tra 1000 pensieri, cerchi i ricordi con lui, gli istanti più veri. Oggi rimani così, senza una lacrima dentro, senza il calore che poi nasceva dalle mani che accarezzano, mani su di te, baci che promettono di portarti via. Tu non credevi che lui fosse capace di tanto, renderti un giorno la vita un inferno, e le carezze sopra il tuo corpo erano schiaffi di quell'amore che non avresti mai potuto immaginare. Leggere in quelle violenze l'amore era impossibile, ma ci provavi. Piangere e dire di no non servirebbe a niente.
trova il coraggio per andar via da quelle mani che colpiscono, mani su di te, baci che tradiscono quello che non è. Tu non credevi che lui fosse capace di tanto, renderti un giorno la vita un inferno, e le carezze sopra il tuo corpo erano schiaffi di quell'amore che non avresti mai potuto immaginare. Non devi avere più paura di lui, di quegli scappi sul tuo corpo, di quell'amore che non avresti mai potuto immaginare. Bravissima, Bellissima voce. non solo la voce ma anche credo che il tema affrontato insomma sia di scottante attualità, no? La violenza. Sì, la violenza sulle donne, appunto. Complimenti ancora e, insomma, speriamo che questo percorso continui e si allarghi e arrivi ai successi che tu tanto desideri. Brava Floriana. Grazie. E a proposito di Floriana, ritorniamo a un'altra Floriana. Floriana Russo è la segretaria, diciamo, generale della CISL Funzione Pubblica, che in questi giorni si sta occupando particolarmente della vicenda dei precari, comune di Favara, comune di Porto Empedocle, ma è una vicenda ciclica, non lo so, ogni po' c'è sempre un qualcosa che non va, o mancano i soldi, o manca il contratto. Alla fine sì, è un problema che noi riscontriamo. Qual è lo stato dell'arte attuale, Floriana? Allora, per quanto riguarda la situazione generale, diciamo che c'è una legge che era 27 dello scorso anno che dà la disponibilità ai comuni che hanno la possibilità congiuntamente con la normativa nazionale di poter stabilizzare. Rimane comunque sempre fermo il 25% di turnover, cosa che un po' blocca le assunzioni nelle amministrazioni. Per quanto riguarda il comune di Favara c'è stata una situazione piuttosto particolare, che è quella a cui ti riferivi all'inizio, cioè una vicenda che è cominciata con un incontro avvenuto il 22 settembre al quale siamo stati convocati come organizzazioni sindacali, e noi come organizzazioni sindacali tra l'altro ci siamo sempre, noi abbiamo sempre messo al centro il lavoratore, quindi per noi non è diciamo uno slogan, ma è un problema purtroppo all'ordine del giorno, e all'ordine del giorno perché materialmente proprio anche Maglia lo dovrebbe sapere, la situazione dei lavoratori ti prende tutto il giorno, cioè dalla mattina alla sera. Poi ci occupiamo solo e esclusivamente dei lavoratori e non possiamo non tenerli a mente, perché ovviamente ti continuano ovviamente a dare degli stimoli quotidiani, minuto per minuto, per cui ovviamente il punto all'ordine del giorno è sempre il lavoratore. Ritornando alla situazione del comune di Favara, dicevo, il giorno 22 settembre la sindaca ci ha contattato, siamo arrivati là come organizzazioni sindacali, il CGIL, CISL, UIL e CSA erano presenti alla delegazione trattante, e ci è stato comunicato che verosimilmente ci sarebbe stata la possibilità che i lavoratori fossero sospesi, lavoratori con contratto a tempo determinato. In quella una mazzata proprio tra capo e collo che non ci aspettavamo, perché oltre a sostenere lì direttamente in quel tavolo l'organizzazione come CISL che la sospensione non esiste come istituto da applicare ai lavoratori con contratto a tempo determinato, abbiamo suggerito anche in quell'occasione di effettuare, così come hanno effettuato altri comuni,
l'applicazione di applicare un contratto solo e esclusivamente dal punto di vista giuridico e non economico. Altra cosa che di fatto non esiste, che però è già stata utilizzata in altri comuni e che la Regione Sicilia ha voluto accettare. Faccio un inciso, ricordo che proprio per il comune di Favara, quando si parlava di dissesto finanziario, è stato detto tutti possono avere preoccupazioni tranne lavoratori precari, perché la Regione se ne prende carico totalmente. Bravissimo. Non è stato così? Allora, di fatto il problema quando ci sono le amministrazioni che vanno in dissesto, cioè ci sono per la città e ci sono in primo luogo per i lavoratori. Ci sono per i lavoratori perché già la situazione era nell'area relativamente al fatto che noi abbiamo una regione siciliana che ovviamente non è in grado di tollerare e di sopportare spese diciamo onerose. E nel momento in cui decide, come ha già detto da anni, che potrà utilizzare tutto, cioè che possono essere mantenuti le spese, i decreti di pagamento possono rimanere quelli che erano all'inizio, così invece non succede mai, appunto perché di anno in anno la Regione ha sempre diminuito il finanziamento per i lavoratori con contratto, anche se in minima percentuale. Cosa succede per i lavoratori con contratto a tempo determinato dei comuni in dissesto? La legge specifica che la copertura viene fatta in toto a carico della Regione siciliana e quindi con spesa praticamente quasi nulla, cioè nulla per il comune. Incidenza zero sul bilancio comunale. Però il problema cos'è realmente? Che è vero che la Regione dà la totale copertura, ma in che modo la dà la totale copertura? Facciamo conto proprio l'esempio del comune di Favara. Quando la sindaca dice io spendo per i lavoratori con contratto a tempo determinato la somma di 4.500.000 euro circa, la Regione finora me ne ha dato 2.800.000, quindi me ne deve ancora 1.700.000. Questo è il conto, diciamo, fatto virgolette, spicciolo, esatto. Però cosa dice anche la Regione nella stessa legge in cui dice che questo costo è a carico zero per il comune? Che eventualmente le somme con destinazione vincolata a spesa lavoratori con contratto a tempo determinato non ti dovessero essere date al centesimo, non ti preoccupare, la spesa è nulla perché essendo che io Regione ti do un fondo per la spesa ordinaria, tu vai a prelevare da questo fondo per la spesa ordinaria quello che ti serve per la copertura dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Questo significa il costo zero per il comune, secondo la legge. E lo cita la legge, questo è quello, ti sto dicendo quello che la legge dice. Di fatto, ovviamente, essendo molto risicato anche il fondo per la spesa ordinaria, ci sono, quindi la spesa è molto ristretta poi per quello che serve, per quello che è il costo del servizio, il costo della... Anche perché il comune deve fare solo le spese obbligatorie, non può... C'è qualcosina, devo dire, che può essere, che è stata data, è stata scelta come opzione di spesa in un senso piuttosto che un altro, però è veramente così, in tutti i comuni. Le spese siete riusciti a mettere un po' di tampone tra sindacato, comune e regione, insomma? Allora, un po' di serenità è stato data? Noi il 25, quindi il lunedì successivo, abbiamo subito provveduto a fare una diffida all'amministrazione assieme alla CGIL. Subito dopo l'amministrazione ci convoca dicendo che ha trovato la soluzione, cioè ha deciso che la sospensione non esiste come istituto, ha compreso, più che deciso, che la sospensione non esiste come istituto e ha ritenuto di poter fare un'ulteriore proroga ai contrattisti fino alla fine di questo mese. Ovviamente dal 1° di novembre probabilmente ritorneremo. Abbiamo posticipato un po'. Abbiamo posticipato un po' in avanti il problema. Ad oggi sembrerebbe che proprio oggi venga fatto, che sia stato fatto questa mattina il decreto con cui che potrebbe assicurare al Comune di Favara la copertura non in toto, come ti dicevo, ma 1.200.000 euro, che sarebbe la totalità della somma che spetta per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Però ripeto, questa ciclicità del problema arriverà a una fine? Ci sarà una stabilizzazione o una legge che dice vabbè voi ci siete, rimanete
non possono essere buttati. Io mi ricordo per esempio che molti di questi sono ex articolo 23, la legge finanziaria dell'88 e dell'89, insomma, sì. Quasi 30 anni praticamente. Sono quasi 30 anni che abbiamo a che fare con questo problema appunto di precariato. Noi come organizzazioni sindacali siamo speranzose nel fatto che ci sia una norma che consente ai lavoratori con contratto a tempo determinato di essere, per così dire, assorbiti dagli enti anche se in sovrannumero. Praticamente nel momento in cui vanno via i pensionati, cioè uno va via in pensione, allora viene coperto dall'assunzione successiva da questi neo lavoratori che oramai sono quasi tutti di pensione, diciamo il più giovane ha circa 50 anni. Però di fatto a causa dei fondi probabilmente così non è. Noi però andiamo dritti sulla nostra strada, abbiamo già più di una volta sollecitato e spinto anche la Regione Sicilia affinché potesse agire diversamente con leggi apposite per il precariato siciliano che non ha eguali in nessun'altra parte d'Italia. Lavoratore con la L minuscola, Malle? Guarda, io dico... vorrei spiegare rapidamente un po' meglio il concetto di lavoratore e lavoro al centro. Se il sindacato considera centrale un lavoratore precario che dai capelli neri sta diventando canuto rimanendo precario, abbiamo un concetto sostanzialmente diverso della centralità del lavoro e del lavoratore. Non gliene si può fare un torto al sindacato, diciamo, confederale nel paese, perché ha fatto una scelta nella sostanza. Questo è il divenire del sindacato e questa è la differenza, il progetto, la proposta Confael USB. Fino a quando il sindacato non decide di stare, fa differenza purtroppo il tavolo, mentre prima i tavoli erano rettangolari, da un lato ci stavano gli imprenditori, la politica, i governi, e dall'altro ci stavano le organizzazioni sindacali. Questi tavoli sono diventati circolari e si fa fatica a capire da quale parte stiamo. Il problema di fondo è che... Dovrebbe creare forse un po' più sinergia. Voglio essere più chiaro, nel senso che fa difetto la concertazione, che è diventata più confusione. Negli anni si è verificato che il sindacato ha svolto una funzione tutto sommato da stampella ai diversi governi che si sono succeduti. Se in Sicilia non si decide di fare ad esempio formazione e quindi con la formazione il sindacato con i propri enti drenava risorse per milioni di euro, dopodiché come fai tu a stare contro un governo regionale per risolvere un problema come quello del precariato in maniera seria, cioè pretendere la fuoriuscita dal precariato significa partire con un'azione intensa, forte, di cui si sa l'inizio ma non si sa la fine. Ma nel momento in cui si molla il lavoratore solo perché magari vi sono dei provvedimenti tampone, non si risolve il problema. Faccio solo un esempio per dire la centralità. No, perché non vorrei coprire tutto il tempo. Quando si gioisce che a Porto Empedocle i lavoratori prendono 600 euro dopo mesi di mancato salario, allora se questo è rendere centrale il lavoratore, credo che c'è un difetto di posizionamento del bisogno del lavoratore con la sua famiglia, le sue necessità, i ragazzi che devono studiare. Non si può vivere tenendo un lavoratore precario anche sotto il profilo salariale. Capisco che abbiamo bisogno forse magari di un qualcosa più specifico, una puntata apposita coinvolge tante persone. Guarda, io dico un bel confronto. Mettiamo invece tavolo rotondo, mettiamo tavole rettangolari, perché c'è parte e controparte. Io non rischio una manifestazione in unione, in sinergia tra comune e protezione civile. Assessore Battaglia, come nasce? Che cosa vuol dire? Allora, intanto tutti gli anni la protezione civile organizza nelle piazze d'Italia eventi di questo tipo. Io non rischio che sono buone pratiche di protezione civile, perché è fondamentale che tutti i cittadini sappiano come bisogna comportarsi in caso di evento calamitoso. Perché il ruolo della protezione civile è quello proprio di prevenire, oltre ad intervenire poi subito dopo l'evento, ma lo scopo principale è quello di prevenire tutto quello che si può verificare durante un evento calamitoso. Per cui è fondamentale formare e informare la cittadinanza sui rischi del territorio.
Quest'anno l'evento verrà organizzato in piazza Cavour, verranno coinvolte anche le associazioni di volontariato che hanno un ruolo determinante negli eventi purtroppo calamitosi. A loro proprio verrà affidato il compito della divulgazione delle norme comportamentali, quindi in caso di eventi che possono essere sisma, frane oppure rischio idrogeologico, che poi sono i 3 aspetti che potrebbero coinvolgere la città di Agrigento. Per cui verrà organizzata anche una visita guidata da piazza Don Minzoni a piazza Santa Croce, dove coinvolgeremo le scuole, perché proprio i ragazzi sono quelli che con maggiore attenzione stanno attenti ai fenomeni proprio che si possono verificare, quindi sono anche loro che spiegano agli adulti come ci si comporta in questi casi. Nelle scuole per esempio periodicamente vengono fatte le prove di evacuazione e i bambini sanno esattamente come si devono comportare in caso di sisma per esempio. Per cui era il Comune di Agrigento, che ha anche all'interno un settore dedicato alla protezione civile, in proprio collaborazione con la protezione civile regionale, ha deciso di divulgare in piazza proprio il nostro piano di protezione civile, che attualmente è pubblicato sul sito, ma non tutti si collegano con il sito del Comune di Agrigento per vedere il piano di protezione civile. Esporremo delle tavole dove sono messe in evidenza le aree di prima accoglienza, quindi le aree dove appunto scongiuriamo sempre il pericolo. Ho visto le manifeste, non so se a Agrigento ci sono, ma a Favara le ho viste sicuramente, dove indicano finalmente vie di fuga. C'è la freccia dove eventualmente convogliare per andare in queste... Quelli vengono messi anche in caso di... quelli che ha visto lei sono quelli che vengono messi in caso di grandi manifestazioni che si svolgono in pubblico, perché dopo gli eventi di Torino e le ultime circolari che sono arrivate per quanto riguarda la sicurezza dicono esattamente, questi percorsi, quello che devono fare i comuni nel momento in cui ci sono grandi eventi su pubbliche piazze, proprio perché devono essere individuate le vie di fuga e deve essere chiaro a tutti quelli che partecipano all'evento dove eventualmente dirigersi. Quindi quella è una situazione diversa, infatti credo che fossero state predisposte in occasione forse della festa della birra, quindi era un evento, quello della protezione civile, quello riguarda diciamo proprio i decreti sulla sicurezza e le ultime circolari che sono arrivate, mentre le buone pratiche di protezione civile riguardano proprio il comportamento dei cittadini in caso di eventi calamitosi, che possono essere dal maltempo, perché non dimentichiamo che periodicamente la protezione civile ci manda i bollettini dandoci anche le indicazioni sui rischi dovuti al dissesto idrogeologico in caso di pioggia. Quindi abbiamo l'allerta il verde, il giallo, l'arancione e il rosso. In caso di arancione e rosso, l'ultimo fu credo la scorsa settimana o 2 settimane fa, c'è stata la fase arancione, quindi preallerta, e abbiamo messo un'ordinanza in cui si diceva che non si poteva sostare proprio sui luoghi all'aperto o altro, proprio per questo tipo di... perché se ci viene detto che piove, siccome non possiamo mai quantificare la quantità di pioggia che arriva, ma se c'è un preallerta arancione significa che dobbiamo mettere in atto tutte quelle, dobbiamo informare la cittadinanza che potrebbe verificarsi un eventuale... Conoscere anche il modo di comportarsi, certo, che cosa uno deve fare se malauguratamente dovesse succedere. Ma spesso e volentieri si verifica proprio il peggio perché la cittadinanza non è informata, perché se la cittadinanza è consapevole del rischio della propria città, sa che in determinate situazioni si deve comportare in una certa maniera. Così in caso di Parlando sisma, di FAI, dicevamo cattedrale, centro storico, c'è qualche notizia insomma che possiamo attingere? Abbiamo fatto un sopralluogo 2 o 3 settimane fa con la protezione civile proprio alla cattedrale, perché a breve partiranno proprio il progetto di messa in sicurezza della cattedrale, e subito dopo la messa in sicurezza della cattedrale la protezione civile regionale interverrà sul costone. Questo è stato stabilito c'è qualcuno che anche in una riunione. Mi sembra, l'ho visto più di una volta su Facebook,
quanti giorni sì, però, di chiusura della cattedrale. Questo è quello anche che è stato stabilito in una recentissima riunione fatta proprio in assessorato in regione, quindi dalla presenza della protezione civile regionale, del comune di Agrigento, della sovrintendenza, c'era anche l'assessore Lobello non mi ricordo. Insomma, comunque tutto quello era un tavolo tecnico con argomenti piuttosto ritorniamo a queste buone pratiche di protezione civile per ribadire un po' quello che succederà durante la giornata. L'evento si svolgerà tutto in piazza Cavour dalle 9 del mattino alle 18 del pomeriggio. Ci saranno 9 stand, parteciperanno i vigili del fuoco con unità mobile, la protezione civile regionale, la protezione civile provinciale, il comune di Agrigento, i volontari di protezione civile e poi un gazebo sarà destinato anche alla questura e alla prefettura. Ci sarà una torre faro, questo è quello che avviene in piazza Cavour, avverrà l'attività divulgativa. Poi al mattino dalle 11 alle 12 ci sarà questa visita da piazza Don Minzoni a piazza Santa Croce, proprio per far vedere i rischi frana. Verranno coinvolte anche lì le scuole, perché è fondamentale che ci siano, e poi il pomeriggio dalle 17 alle 18, se non ricordo male l'orario, ci sarà un dibattito dove interverranno anche gli ordini professionali proprio sui rischi e quello che bisogna fare in caso di, perché gli ordini professionali per esempio anche negli ultimi eventi del sisma in Abruzzo sono intervenuti con dei propri volontari proprio nel censimento degli immobili danneggiati a causa del sisma, quindi anche loro fanno un'attività importantissima dopo, quindi c'è un'attività ingegneristica o di studio geologico, geotecnico precedente per messa in sicurezza, non so, di costoni o di zone che sono a rischio frana o a rischio idrogeologico, e dopodiché purtroppo dopo l'evento c'è anche il controllo. Come diceva prima, meglio prevenire su tutto che curare. Credo che un sopralluogo in quelle che sono le strutture pubbliche, le scuole, gli edifici vada sempre fatto. Tra l'altro e devo poi dire c'è anche che oggi una normativa anche per gli edifici privati. Certo, assolutamente c'è una sì. sovvenzione, insomma, un incentivo, bonus. ecco, anche in bonus. zone non dichiarate ad alto rischio sismico. Ma c'è il sisma bonus, praticamente si può mettere in sicurezza il proprio immobile da un punto di vista proprio sismico sfruttando questi finanziamenti. Agevolazioni fiscali. Certo, agevolazioni fiscali appunto con il sisma bonus. Ma c'è il bonus energia, insomma diciamo che per il patrimonio... Come al solito le normative, le leggi ci sono, bisogna solo applicarle e renderle Tra l'altro proprio questa mattina il comune di Agrigento ha caricato su piattaforma Rendis, i nostri tecnici hanno caricato su piattaforma Rendis alcuni progetti che fanno parte dell'asse 551 per quanto riguarda il rischio idrogeologico, quindi messa in sicurezza di alcune zone di Agrigento che sono soggette a rischio idrogeologico, quindi anche in questo insomma stiamo andando avanti. Insomma, ci sono tanti belli argomenti che meritano molto tempo, ma la nostra trasmissione, come sapete, insomma, li accenna, a volte li discute, li approfondisce, però l'importante è dare anche l'input. Ancora qualche secondo di tempo per la giornata FAI di autunno. Avevamo detto l'ipogeo, avevamo detto il museo, la biblioteca, il collegio di Sant'Agostino e Tommaso, l'aula teologica del collegio che è appunto straordinaria con le sue sculture lignee. Anche perché una cosa è andarla a vedere così, una cosa è farlo con la guida che ti va a spiegare tutto, praticamente è come se scoprissi un altro mondo. Esatto, sì, perché con la guida comprendi tantissime cose, in genere riscopri il volto della tua città e lo guardi con occhi diversi, perché solo conoscendo ancora di più il nostro patrimonio artistico, storico e naturalistico noi lo possiamo difendere, lo possiamo amare, altrimenti cade tutto nell'indifferenza, e questo è uno degli scopi della giornata FAI d'autunno. E poi aiutate il FAI
E questo lo fai come appello finale, va sì, bene? Aiutate il FAI. Allora, siamo arrivati proprio alla fine di questa nostra prima puntata, primo appuntamento con Target, e il finale è sempre quello che ormai ci caratterizza, ovvero nel salutare e ringraziare i miei gentili ospiti, chiedo loro di farlo in maniera un po' diversa, no? Non dire grazie, arrivederci, ma di lanciare un buon proposito, un pensiero positivo, insomma un qualcosa che ognuno nel proprio campo voglia proporre, ma soprattutto che nella complessità del nostro essere ci abitui a vedere sempre il lato positivo delle cose, il bicchiere mezzo pieno che ci aiuta anche a stare meglio. Grazie a Floriana Pullara, tanti auguri per la sua carriera. Grazie vuole essere mille. Una carriera o vuole rimanere un hobby, Floriana? Spero una carriera, però se non va bene è un hobby. È un hobby. Auguri e complimenti per te. Grazie agli amici e alle amiche della Pallamano Girgenti, il saluto per Cristina Gelo. Grazie, venite a trovarci quando volete, il martedì e il venerdì noi saremo a vostra disposizione. Federica Mitidieri. Grazie alle ragazze, venite anche voi a provare la pallamano perché è qualcosa di meraviglioso. Il coach, si chiama coach, mister? No, allenatore. Allenatore, ecco, Lillo Gelo. Io mi voglio riallacciare a quello che diceva Maglio sulle strutture. Io spero che Agrigento abbia delle strutture sportive in tutta la città, di calcio, di sport indoor, di atletica leggera che ancora manca non so da quanti anni, e che siano funzionanti e che il comune, la provincia, la regione, chiunque esso sia, se ne prenda sempre cura. Grazie a Gabriella Battaglia, assessore al comune di Agrigento. Sì, che volevo invitare tutti a venire sabato, perché non bisogna aver paura ma bisogna conoscere, perché proprio la conoscenza fa sì che in certi casi non si abbia paura e ci si comporti regolarmente, proprio per evitare che il panico può causare a volte nella gente dei comportamenti non corretti, per cui magari un evento calamitoso, che può essere anche la semplice pioggia, potrebbe causare dei danni se non ci si comporta. Grazie a Floriana Russo Introito, segretario generale CISL Funzione Pubblica. Grazie a te, per noi sempre i lavoratori al centro, non all'insegna degli slogan, ma all'insegna certamente della concretezza. Grazie a Maria Ala e al FAI di Agrigento. Grazie a voi e ricordiamoci in questo weekend due eventi importanti. Io non rischio sabato e domenica la giornata FAI d'autunno, e ricordiamoci sempre di salvare l'Italia. E poi per chi volesse contribuire c'è al il 45517, grazie. Grazie a Aldo Mucci, segretario regionale USB. Grazie a voi per avermi invitato e dico, io non sono agrigentino ma mi considero ormai da tantissimi anni fortemente adottato, viva lo sport e viva naturalmente la città di Agrigento. Manlio Cardella, segretario regionale Confail. L'augurio è che da Agrigento e dalla Sicilia, anche dal basso rispetto al paese, si possa aprire una pagina nuova per ridare al sindacato la centralità che tutti i lavoratori si attendono nel nostro paese. Grazie alla vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche per questa prima puntata sicuramente ci seguirà e sarà numeroso. Voglio ricordarvi l'email del nostro programma target.tva@gmail.com, dove potete inviare le vostre segnalazioni. Buona serata a tutti.